parliamo di imprese, di numeri, di rapporti, soprattutto di analisi di quanto è accaduto negli ultimi anni. Lo facciamo dando il bentornato a Cittadella la Radio e Cittadella TV a Massimiliano Martucci di Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora Massi, oggi su Gazzetta hai raccontato attraverso un po' di numeri la situazione delle imprese nel Tarantino e in particolare si parla di un boom di food, di ristoranti e bar che esplodono, insomma, e questo lo vediamo. Quello che purtroppo non riusciamo a accorgerci è l'altra faccia della medaglia: crollano svago e cultura. Sì, diciamo che abbiamo assistito negli ultimi anni, secondo alcuni dati che sono stati diffusi negli ultimi giorni dall'osservatorio Nomisma, da percorsi di secondo welfare, di una trasformazione fondamentalmente del tessuto commerciale locale, da un tessuto commerciale che vendeva, che offriva servizi di vicinato, quindi anche librerie, faccio un esempio, negozi di abbigliamento, a invece bar e ristoranti. Quindi stiamo assistendo da un lato a un certo tipo di desertificazione commerciale, che è un po' quello è il commento che ha fatto Confcommercio, sia Confcommercio Taranto attraverso le parole del direttore Mancino, sia Confcommercio Brindisi attraverso le parole del presidente, sia come si può dire, uno degli effetti della turistificazione del nostro territorio. Quindi in termini quantitativi le attività commerciali diciamo che reggono, anche se i dati della Camera di Commercio che abbiamo pubblicato oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno dicono che abbiamo perso più o meno 1000 imprese negli ultimi 5 anni, in particolare a Taranto e a Martina Franca. Dall'altro però da un punto di vista qualitativo stanno nascendo, si stanno diffondendo comunque attività commerciali che al momento non sono proprio campioni di come si può dire, di tipologie di contratto di lavoro a tempo indeterminato, che comunque permettono una certa crescita, ecco. Diciamo che è una tipologia commerciale che al momento fa preoccupare. Ok, Massi, quali sono gli altri settori in qualche modo che un po' tengono e un po' perdono? Allora, diciamo che l'analisi non è stata fatta a livello così approfondito, i dati che ci sono arrivati sono dati aggregati, quindi se da un lato vediamo appunto bar e ristoranti che crescono così tanto da bilanciare fondamentalmente le perdite, come si può dire, le chiusure di librerie e negozi di abbigliamento, quello che emerge fondamentalmente è che questo sta accadendo in tutti i comuni e alcuni comuni, soprattutto quelli più piccoli, l'impatto è veramente devastante. Se mi chiedi quali sono le categorie che, come si può dire, che reggono e quelle che non reggono, vi invito a fare un giro nelle vostre città e a verificare quante mercerie sono ancora aperte. Sai che ci pensavo l'altro giorno proprio alle mercerie in particolare, perché io a Taranto Vecchia ne avevo una esattamente accanto al cortile di casa, nelle case popolari dove sono cresciuto. C'era a destra il tabacchino, alla sinistra c'era Chiarina della merceria, ed è uno dei tanti negozi a Taranto Vecchia in particolare che credo sia un po' emblematica, diciamo, da questo punto di vista, perché ne parlavamo l'altro giorno in trasmissione. Ormai diciamo ristoranti, bar, locali, però non c'è una biblioteca, non c'è un'edicola, non puoi comprare un giornale, non c'è nemmeno un bancomat, un istituto, cioè nemmeno una parte del capitalismo in qualche modo c'è rimasta in Città Vecchia. Secondo perché te non conviene? Ecco, appunto, quello che volevo provare a chiederti, Massimiliano, è esattamente questo. Secondo te è perché non c'è un ritorno chiaramente significativamente economico, ma questo poi non comporta anche in qualche modo una perdita, un abbassamento, se vogliamo, ecco, della qualità delle relazioni sociali? Cioè, vederci per andare a mangiare o a bere soltanto non è come probabilmente provare a condividere, non so, un libro, o provare, penso a un club del libro in una biblioteca, una libreria o qualcosa del genere. Ma guarda, allora, sul tema delle mercerie, riportiamo sulle mercerie, io mi ricordo una vacanza ad Otranto 2017-2018,
in cui cercavo una merceria e praticamente non c'era. Poi a Otranto ci invitarono ad andare a un centro commerciale, quindi in qualche maniera sono le nostre abitudini che anche di acquisto che hanno indotto fondamentalmente alcuni negozi a non esserci più, perché probabilmente non ripareremo più i vestiti, no? Quindi l'abuso di fast fashion in qualche maniera non ci conviene, non ci fa reputare conveniente riparare un vestito. E il tema è semplicissimo, cioè la domanda è calzante, perché metti che un panificio accoglie le persone almeno una volta al giorno, è un presidio, è una sentinella sociale sul territorio, quindi verifica, che ne so, che una persona anziana riesca ancora a uscire di casa. Quando dopo 2 giorni questa persona anziana non si fa più vedere dal panificio, fondamentalmente può essere successo qualcosa. Mentre questo non può avvenire, con attività di somministrazione che non vengono frequentate quotidianamente. Le attività commerciali sono sentinelle sociali, sono presidi comunitari, la cui perdita in qualche maniera trasforma necessariamente le nostre città. Sgranocchio un altro minuto, altri 30 secondi diciamo a questo collegamento, aggiungendo solo un piccolo dettaglio. Quando ero piccolo nei supermercati, nei mini market che c'erano a Taranto Vecchia, accanto alla cassa c'era sempre una sedia, perché lì la signora, diciamo anziana, arrivava con le buste della spesa, tornava dal mercato, insomma, si accomodava sulla sedia, parlava con la signora che era alla cassa, che cucini, che cosa, come va, come non va, c'era del dialogo che in qualche modo non era diciamo niente di commerciale, ma erano relazioni umane. Chissà che se un giorno magari davvero riusciremo a recuperarle. Intanto grazie a Massimiliano Martucci per il suo racconto, grazie davvero Massi, buon lavoro. A te, ciao.